In Italia e in Veneto si fanno pochi figli, il dato della natalità anche nella nostra regione segue l'andamento del paese e si conferma tra i più bassi nei paesi occidentali. A dirlo sono i demografi che studiano il fenomeno da anni, ma in questi giorni il tema è tornato di attualità, soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui va bloccata la sostituzione etnica in corso, riferendosi alla massiccia immigrazione sulle coste italiane e parlando non solo di occupazione ma anche di welfare. Alessandra Minello, docente e ricercatrice del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, amplia la riflessione dopo le dichiarazioni del ministro che hanno sollevato un polverone politico. Serve una riflessione più ampia. La prima è che quando si parla di lavoro femminile associato al lavoro dei migranti significa sapere di avere a che fare con un lavoro che solitamente è sottoqualificato, sottopagato, spesso irregolare, quindi si parla non di una parificazione tra le opportunità lavorative di tutta la popolazione, ma creare degli squilibri tra gruppi sociali e non dimostrare intenzione a superare questi squilibri. L'altro punto, che riguarda invece più specificamente la natalità, è da far presente che in realtà abbiamo una natalità e un tasso di fecondità recente basso e decrescente nella popolazione straniera. Anche gli stranieri che vivono nel nostro paese fanno meno figli, si è passati da una media di 3 figli ad inizio 2000 a 2 figli nel 2020. In tema di incentivi alla natalità, la proposta della Premier Meloni di detassare le famiglie che fanno figli non è una soluzione, spiega la professoressa Minello. Non basta perché noi dobbiamo guardare alla complessità dei motivi per cui di figli chi ne desidera non ne ha. Intanto la genitorialità è preclusa a parte della popolazione. Poi abbiamo una questione di carenza di servizi in generale, nel senso che per esempio l'investimento del PNRR che è stato fatto sugli asili nido è sì utile, per quanto in realtà diciamo vada a coprire delle aree che già avevano accesso a questi servizi, ma ci sono per esempio delle realtà locali nelle quali questi servizi sono gratuiti, quindi l'estensione della gratuità degli asili nido per esempio è una direzione da prendere. Abbiamo una questione anche di precarietà lavorativa, soprattutto in alcune fasce che sono appunto le donne, i giovani e gli stranieri. Questo non aiuta, quindi bisogna agire sì sul mercato del lavoro, ma anche su tanti altri fronti. Abbiamo dei congedi parentali sbilanciati che questo non aiuta la questione della cura.